Dopo 2 anni di fermo per il Memorial Giuseppe Cammalleri organizzato sempre dall'Aido, siamo qui di nuovo grazie al nuovo presidente Aido Francesco Sottile, che ha voluto fortemente questa organizzazione, quest'anno l'11° Memorial Giuseppe Cammalleri. 6 squadre in campo per un torneo di beach volley tra sport e solidarietà. Le squadre partecipano per la vita e il nome della solidarietà, il nome della vita è il dono più grande. Questo memorial nasce perché mio padre, Giuseppe Cammalleri, appunto, era un insegnante di educazione fisica, appassionato in generale un po' di tutti gli sport, ma in particolare di pallavolo, per cui quando è mancato abbiamo deciso con la mia famiglia e con gli amici di Aido Licata di creare appunto questo memorial, che ormai è un evento a cui partecipano tantissimi ragazzi ogni anno. Proprio loro voglio ringraziare, perché se il memorial va a buon fine è proprio per il loro entusiasmo. Sport e Aido, qual è l'abbinamento? Lo sport è vita. Aido promuove quella che è la cultura della donazione degli organi, perché la cultura della donazione degli organi porta a riflettere su quella che è la possibilità un domani, dando il proprio consenso alla donazione degli organi, di far sì che tante altre persone, al momento in cui noi cessiamo il nostro percorso esistenziale, a ridare vita a 6-7 persone, che poi dico sono quelle persone che ormai erano arrivate proprio al limite della sopravvivenza, ricevono un trapianto, continuano a vivere. Oggi abbiamo giocato una bellissima finale, prima la semifinale con la prima partita, e i ragazzi hanno dato veramente tanto in campo. Questa è la 6ª partecipazione a questo memorial, la cosa importante è ricordare la memoria del professore Giuseppe Cammalleri.